Sulla messa in sicurezza del fiume Salso interviene oggi l'onorevole Cambiano di Movimento 5 Stelle Licatese, che ringrazia la Protezione Civile per l'operato svolto. Con grande soddisfazione che l'onorevole Cambiano accoglie la definizione da parte del Dipartimento regionale di Protezione Civile delle nuove procedure per l'affidamento di un intervento fondamentale per la sicurezza del territorio di Licata. Con disposizione del 12 febbraio di quest'anno è stato approvato infatti un cambio di direzione nei lavori di messa in sicurezza del fiume Salso nel tratto urbano zona est del comune di Licata, che saranno eseguiti per un importo complessivo di circa 195.000 euro. Grazie a questa disposizione i lavori entreranno nel vivo entro la fine del mese, avviando finalmente un'opera attesa da tempo e ritenuta essenziale per la tutela del territorio licatese. Questi interventi, che l'onorevole Cambiano aveva annunciato già lo scorso anno, si inseriscono nell'ambito dei 30 milioni di euro stanziati dopo l'alluvione del 2016. Si tratta insomma di interventi voluti, sollecitati e destinati al Comune di Licata nel 2017 con un'apposita delibera di giunta regionale, ma rimasti fermo a causa di inefficienze amministrative e burocratiche sia a livello comunale che regionale. Oggi, grazie all'impegno della Protezione Civile, questi progetti stanno finalmente prendendo vita. Per questo voglio esprimere il mio ringraziamento alla Protezione Civile per l'operato svolto e l'impegno profuso alla messa in sicurezza del fiume Salso. È solo il primo di una serie di interventi che rispondono a un'esigenza urgente per il nostro territorio, dichiara l'onorevole Cambiano. Oltre a questo sono previsti lavori significativi, come quelli in atto in Piazza Gondar, Piazza della Vittoria e Piazza Duomo per un importo di 7,8 milioni di euro. Questi progetti includono la realizzazione di una vasca di laminazione a ridosso di Corso Argentina per la raccolta delle acque, un intervento insomma fondamentale per prevenire gli allagamenti e danni in caso di eventi meteo estremi. Un altro intervento importante che riguarda Licata, le frane incontrate a Nicolizia, Carrubella, Santa Zita e Poliscia, per il quale sono stati stanziati oltre 900.000 euro.